vari artisti presenti all'interno di Art Ambassador, kermesse organizzata dalla DEM International Venice Art Gallery, troviamo Nene Molai che espone le sue opere nella prestigiosa sede di Carraresi in pieno centro storico. All'interno della mostra si possono trovare una grande varietà di modalità espressive e qui incontriamo una tecnica che potrebbe apparire lontana, potrebbe apparire così vetusta, in realtà non lo è, perché quando un artista necessita di una determinata tecnica per poter esprimere ciò che sente, automaticamente questa tecnica è attuale. Qual è la tecnica? La tecnica è chiaramente dell'intaglio. È un intaglio molto particolare, poi chiederemo all'artista in merito, che scorre non più sulla tela bensì sul legno, quindi è un lavoro fatto di scalpelli, martelli, assi. Tra l'altro queste sono assi attaccate le une alle altre, quindi non abbiamo il tema del rilievo a supporto unico, perché questi sono infatti rilievi, anche qua si potrebbe giocare su rilievo, alto rilievo e basso rilievo, ma lo scopriremo dopo, più avanti. Quindi ci vuole raccontare un pochino come realizza queste opere? A dire la verità, domando il legno. Ovvero è un gioco un po' molto plastico, alle volte molto tecnico, alle volte anche persuasivo in confronto del materiale, in questo caso il legno di samba, perché essendo molto leggero si presta anche a opere di grandi dimensioni. Qualche volta devo cedere io, perché se la venatura, magari io decido di fare questo bordo, ma se il legno non è d'accordo, devo modificare il lavoro in corso d'opera. C'è un dialogo con il supporto C'è un che è dialogo. vivo. Di solito sono io la domatrice e decido io le linee principali, ma qualche volta devo cedere. È un piacevole gioco sia di emozioni sia di sensazioni di tatto, perché si sente la differenza del supporto nella parte dove non è intagliato e nella parte dove, diciamo, rimane in rilievo. E non solo appunto c'è questo gioco, ma c'è questa volontà di esprimere un po' un insieme di cosa mi dice il neurone in quel momento e un po' la volontà di riuscire a trasmettere qualcosa anche a chi osserva le mie opere e chi poi, che lo fanno praticamente tutti, ha la possibilità di toccare e sentire una sensazione molto molto piacevole, a mio parere. Appunto, certo, un'arte tattile quindi anche. Molto tattile, molto tattile. Deve essere, per essere compresa, deve essere toccata. Sì, sì. I soggetti, qua troviamo questa sorta di intreccio monomiminio che potremmo rifinire quasi veneto-bizantino e fiori. Anche nell'altra opera ci sono fiori, in questo caso fiori colorati, anche qua c'è un breve accenno di colore. Come mai rimandi naturali? Non sempre, non sempre. Infatti diciamo un 50-50 sono pannelli di fiori che mi ispiro alla natura, magari una passeggiata, vedo qualcosa che colpisce, traccio un bozzetto velocissimo e poi arrivati a casa lo trasferisco sul legno. Qualche volta sono ispirata magari da film o da accenni di rievocazioni storiche o semplicemente facendo una passeggiata per musei o case antiche e prendo spunto e quindi butto tutto lì, come dire, senza troppo pensarci, e qualche volta viene un motivo principalmente floreale e qualche volta animalesco quasi, perché passiamo da volti a fiere, belve feroci, a fenici anche. Quindi zoomorfismo, fitomorfismo e zoomorfismo magico, per usare delle parole un po' importanti. Beh, un po' di magia c'è sempre, credo, soprattutto nel plasmare appunto il materiale. Secondo me la magia è alla base di ogni... Quindi queste sono delle opere che catalizzano, il supporto si modifica, si intaglia in base a ciò che lei prova, sono delle concrezioni di emozioni fondamentalmente parlando. Sì, sì. Puramente anche perché essendo lavorati tutto a scalpello ci vuole tempo e forza. Tempo, sì, forza e soprattutto impegno a livello emotivo nel cercare di seguire delle tracce, ma a parte appunto come si diceva prima non sempre le cose vanno come previsto. Certo. Ma ci sono dei momenti in cui l'enfasi, la passione subentra e quindi si va magari a intagliare qualcosa che non era previsto, ma poi in fin dei conti il lavoro è una figata, se posso dirlo. Quindi a Cade Carraresi c'è anche l'opportunità di ammirare delle tecniche che, come dicevo poc'anzi, sembrano antiche, o meglio sono antiche, ma
sono quanto mai attuali quando appunto servono all'artista, perché sono presenti anche opere musive, quindi una bella esposizione, una bella mostra collettiva nella quale si può percorrere veramente un grande campionario di arte, sia sotto il profilo ideale ma anche e soprattutto sotto il profilo creativo, oggi quanto mai non sempre scontato.